Scatman's World. Sono nell'atrio del Merlot. Bene, Aiden. Ci siamo. Sto entrando. Bella raga, ciao a tutti dal Commendone Veneziano. Siamo su Watch Dogs, ragazzi. Stiamo qua sulla presentazione, sull'intro. Ma guarda, un cloud di dati pieno di segreti e bugie. Devo solo allungare la mano, arrendermi. Ed è mio. È nostro. Concentrati. In un bel sistema di sicurezza. Quanto abbiamo? 100.000 in 30 secondi. Dio benedica i ricchi e i famosi. Siamo i prestigiatori di oggi. Facciamo sparire nel nulla i conti bancari. Ma ti pare il caso? Chi è stato? Ma guarda, qualcun altro vuole entrare. Diamo un'occhiata. Niente da fare, segui il piano, Damian. Prosciuga i conti e filiamocela. Vivi l'avventura. Abbi fede nel tuo mentore. È scattato l'allarme. Vediamo perché. Merda, scansionano il sistema. Ci sono quasi. Io chiudo tutto. Non toccare niente. Questo che cazzo? Dobbiamo chiudere. Non abbiamo finito. Aiutami. Damien, è finita. Maurice, Sì? tocca a te. Abbiamo trovato gli hacker del Merlot. Tu penserai ad Aiden Pierce. Fallo fuori. Colpisci la famiglia se serve. Lo stronzo ha finito di giocare. La famiglia? È un problema? No, li spaventerò. Non sentirai più parlare di lui. Bene, bene, bene ragazzi. Vediamo sto Watch Dogs. Come si è presentato abbastanza bene. Adesso provo a vederlo in game, cazzo. "11 mesi dopo, 11 murders later". In un inglese comediano meraviglioso. Ta-da! Lucky. Devi credere, davvero. Chi ha dato l'ordine? Ti prego. Te l'ho detto. Non lo so. Lo sai. La famiglia? È un problema? No. Li spaventerò. Non sentirai più parlare di lui. Beh, che ne dici, Maurice? Mi hai spaventato! Facevo il mio lavoro. Non lo sapevo. Dimmi con chi hai il telefono. Voglio il nome. Non me l'hanno dato. Allora te lo dico io. Lena. Lena Pierce. Ammazzalo. Sto Maurice del cazzo. Sei fuori. Non sapevo nulla della bambina. Non sarebbe dovuto succedere. Gli occhi ci rifletti molto bene. Tensa. Ascolta. Anche se sapessi il nome, non te lo direi mai. Quella gente
Girano delle voci, non hai idea di cosa possono farti. Devi andartene via, vattene. A volte non puoi aiutarti. Per favore, per favore! Chi ha dato l'ordine? Ho parlato con lui al telefono e mi ha detto dove trovarti, non so nient'altro, te lo giuro! Dammi un nome. Non lo so! Nome! Ok, premuto LT. No! Tornata la memoria. Ma va al coglion, va al coglion. Perfetto. Vai, Maurice. Maurice non mi parla, ma di sicuro l'ha fatto con te. Esamina il telefono. Ok. Non posso fuggire più. Non ce la fa. Quel cazzo di Aiden Pierce. Sto cercando di capire come si fa. Ha ucciso sua nipote, non smette di inseguirmi. Ma che cazzo è? Che cosa devo fare? Non si fermerà mai. Non devo fermarmi. Ma c'è qualcosa. Medicine. Componente chimico. Ok. Certo che se la versione One sembra bellissima una grafica, penso la versione PC non l'ho preso per PC, ragazzi, perché ormai che il mio PC non è più proprio un PC stranuovo e quindi non voglio rischiare problemi di lag. Che ti prende, vecchio stronzo? Oh merda! Oh merda. Dove cazzo eri finito? Cosa? Dici a me. Bravo. Ti lascio un paio di minuti. Dammi le pallotte. Le ho gettate. Cosa? Hai detto che l'avresti ucciso? Ti avevo detto di tenerle, Jordi. Ma dove ti eri cacciato? Io ero al telefono. Hai saputo ciò che volevi da Maurice? Mi prendi per il culo. Sistemiamo questo casino. E basta fare l'artista. Ehi, va bene tutto, ma mi deludi, Pierce. Cioè, non cogli la bellezza dello scontro fra bande che sto creando. Odio fare le cose a metà. Portiamolo via. No, è tardi. Fine dell'8º, Chicago avanti, la partita sta per finire e non c'è più tempo. Bel colpo. Ah, allora non vuoi sapere proprio nulla della mia telefonata? Va bene, ok, dimmi della telefonata. Grazie della domanda. Ok, abbiamo un bel po' di cadaveri, no? E 40.000 persone sopra di noi. Serviva un diversivo. Ho chiamato gli sbirri. Non ci credo. Ma sì, invece è vero. Così arrivano gli agenti e subito dopo anche gli amici di Maurice. Bang, 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 bang. Jordi, dimmi che scherzi. No, no, ho chiamato anche loro. Dai, una bella sparatoria a fine partita ci sta tutta. Così noi due passiamo inosservati. E domani mi ringrazierai. Beh, che agenti puntuali. Ci penso io, tu prendi Maurice e portalo via. Maurice, chi sono? Il tuo autista? Ha sparato lui. Gliela farò pagare. Polizia di Chicago! C'è qualcuno all'interno, identificatevi! Ok. Cerchiamo di imparare per bene i tasti. Beh ragazzi, siamo dentro Watch Dogs. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.